e siamo davvero felici di avere ospiti il professore Roberto Spazzali, che è anni che inseguiamo davvero. Per chi è nel tavolo di progettazione di Venerdì Storia si ricorda bene quante volte è uscito il suo nome e abbiamo sempre cercato di invitarlo attorno alla data del 10 di febbraio, perché il professore è tra i massimi esperti italiani del tema dell'esodo giuliano-dalmata e del tema delle foibe, però in quelle date il professore è sempre occupato. Comunque ce l'abbiamo fatta quest'anno e l'abbiamo qui e siamo davvero felici, grazie anche per il viaggio che ha dovuto affrontare da Trieste. L'incontro è dedicato a uno degli ultimi libri che il professore ha scritto e che vedete qui nella slide: Pola, città perduta, l'agonia, l'esodo 1945-1947. Prima di leggervi una breve biografia del nostro ospite, vi ricordo che l'incontro della settimana prossima si terrà ancora una volta qui e avremo una delle maggiori storiche italiane, Simona Colarizzi, che parlerà del suo ultimo libro pubblicato dalla Terza su un tema controverso, ma su cui ha lavorato molto, e si intitola La resistenza lunga, storia dell'antifascismo 1919-1945. Un periodo molto lungo, lei spiegherà questa sua interpretazione e come ha affrontato, insomma, in questo importante libro il tema. Allora, Roberto Spazzali è di Trieste, insegnante, pubblicista, studioso di istituzioni, si occupa dei fenomeni politici e sociali del Novecento nella Venezia Giulia, collaboratore della cattedra di storia contemporanea della Facoltà di Scienze della Formazione di Trieste, membro di commissioni storico-scientifico-culturali del Comune di Trieste, ha pubblicato molto, vi leggo alcuni titoli: Foibe, un dibattito ancora aperto, La divisione volontari Gorizia, Sotto la TOD, e ha contribuito con diverse opere di carattere editoriale. Socio della Deputazione di Storia Patria della Venezia Giulia, ha pubblicato con le riviste Quaderni Giuliani di Storia, Studi Mariniani, Rivista Dalmatica, Quale Storia, Studi Goriziani. Collabora con le redazioni culturali del Piccolo di Trieste e della sede regionale della RAI. I suoi ultimi lavori sono Il disonore delle armi, 2023, e Pola, città perduta, che è il libro di cui ci parlerà. Ricordo a chi volesse, alla fine dell'incontro è possibile acquistare i volumi, uno dei volumi, sono disponibili nel tavolo all'ingresso. Quindi lascio subito la parola al professore, grazie. Allora, buonasera, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio e buonasera a voi tutte e tutti. E devo dire che sono emozionato e anche commosso. Non immaginavo una platea così folta, numerosa, attenta, spero altrettanto soddisfatta per la fine di questa conversazione. Certo, oggi tratteremo un argomento che ho sviscerato in un volume piuttosto ponderoso, ma quando l'ho finito mi sono reso conto che quelle pagine erano forse appena sufficienti per raccontare tutto quello che era accaduto. E di una piccola parte, in verità, della tragedia dell'esodo giuliano, fiumano e dalmato, soltanto una piccola parte, occupandomi soltanto di Pola. E vi dirò perché mi sono occupato di Pola e non di altre situazioni, sulla base di quali elementi. E vorrei partire un po' dal fondo di questa vicenda, poi mi siederò e cercherò di dare luogo a una narrazione piana di questi avvenimenti, di questi fatti. Vedete, il problema si pone in questi termini: quando talvolta i mass media, che possiamo dire ingurgitano queste date memorialistiche e le tendono a liquidare nel volgere di mezza giornata come un atto dovuto, spesso e volentieri, che sia il giorno della memoria o sia il giorno del ricordo, tutto viene macinato, masticato, no? Nel volgere di una mezza giornata, spesso dà dell'esodo un'immagine, dico distorta, dal punto di vista storico-cronologico, come se una massa di 250.000, 300.000, forse 350.000 persone se ne fossero andate tutti insieme nello stesso momento, perché spesso e volentieri è quello che passa attraverso l'informazione quotidiana. Non è così. È stato un processo lungo nel tempo e per questo altrettanto doloroso. Altrettanto doloroso. È un fenomeno che è iniziato già nell'autunno
inizio inverno del 1943, ma che si è esaurito giuridicamente nel gennaio del 1956, ma che ha proseguito e proseguito ancora all'inizio degli anni 60. Perché questa è la storia. Il processo è molto lungo, perché questo processo è legato non tanto ai fatti politici in sé, ma a una serie di questioni legate in primo luogo alla volontà di restare o forse di partire. E questo era il grande dilemma. Rimango legato alla mia terra, alla mia origine, alla mia tradizione, alla mia casa, ai miei piccoli beni, rimango legato al mio cimitero o me ne vado? Era un dilemma amletico, quel partire per rimanere. Partire per rimanere che cosa? Per rimanere italiani. Partire per rimanere italiani. Sembra una contraddizione. Parto per rimanere nella coscienza più profonda. Questi sono aspetti che spesso la divulgazione veloce, l'informazione giornalistica non coglie. Sono incapaci di cogliere. È un atto dovuto, dobbiamo parlare anche di questo oggi, si fa qualcosa e poi si va avanti perché altri sono poi i problemi quotidiani, altri possono essere gli interessi. È un fenomeno complesso, molto lungo. Forse qualcuno resterà stupito quando adesso vi dirò che l'ultimo campo profughi fu chiuso nella provincia di Trieste, sul territorio della provincia di Trieste, nella località di Padriciano, nel 1976. Le ultime famiglie abbandonarono quelle baracche di legno nel 1976. Erano gli ultimi rimasti in quelle baracche che non godevano neanche dei servizi igienici perché dovevano utilizzare dei bagni comuni, quindi dei fabbricati in mattoni messi lì in mezzo, diciamo, a questo accampamento, e dovevano utilizzare e fruire di una mensa comune poco distante, ma sempre all'interno di quel recinto. Erano gli ultimi perché ormai erano sradicati, non avevano più non dico un'identità, una coscienza di loro stessi. Erano completamente avulsi da una società che era profondamente diversa da quando loro avevano lasciato le loro case e non riuscivano più a inserirsi in un mondo che era il mondo degli anni 70, che era già profondamente diverso solo di 10 anni prima. E questo è un aspetto che viene dimenticato, oppure su questo aspetto non si fa una più profonda riflessione. E questo è un problema, e non di poco conto. Quindi l'esodo, e parliamo dei vivi, e vorrei parlare oggi dei vivi, l'esodo ha riguardato questa popolazione da un periodo molto lungo. C'è l'esodo del 44 in Dalmazia, Zara, sotto i 54 bombardamenti, non si può più vivere in mezzo alle macerie e vengono sfollati, non sono neanche esodi, sono sfollati, come saranno sfollati nel marzo del 45, una buona parte della popolazione di Pola verrà sfollata e spedita nella campagna friulana, e molti di questi non potranno nemmeno più tornare a casa da quel primo spostamento forzato. Poi ci sarà un esodo silenzioso, sotterraneo, non nemmeno registrato, che va dal 45 in avanti, che si sovrappone e si intreccia con l'esodo organizzato per la città di Pola. E poi avremo altri fenomeni successivi, nel 48, nel 51, nel 54-55 e poi avanti fino ai primi anni 60. E poniamoci la domanda: perché questo lasso di tempo così ampio? Che cosa è successo? E cercheremo anche di capire che cosa è successo e quali sono stati gli aspetti che hanno gravato su questa gente e che li ha portati poi a un certo momento di prendere una decisione, che è una decisione, possiamo dire, di cesura, di taglio netto col proprio passato, con le proprie radici. Cercare di rimpiantare quello che restava portandolo altrove. E molti, devo dire,
la stragrande maggioranza, se non l'assoluta maggioranza, ha radicato altrove. E se un altro aspetto viene dimenticato è che gli esuli giuliano-fiumano-dalmati, che sono stati sventagliati su tutta la penisola italiana, ma molti di questi hanno dovuto fare nuovamente la valigia e hanno cercato, per cercare fortuna, o in America meridionale o in Canada, pochi negli Stati Uniti, molti in Australia, è vero, cercare fortuna in altri continenti, hanno dimostrato questa gente di essere stato un popolo mite. Mai una contestazione, mai una manifestazione di piazza, mai hanno scagliato sassi contro gli uffici dello Stato o contro i vetri di un municipio perché magari vedevano la loro domanda respinta per un qualche motivo, mai un'opposizione violenta, e mai in quei 109 campi profughi sparsi in Italia si è coltivata né la violenza né l'odio, né tantomeno si sono organizzate iniziative di ordine, diciamo, criminale. Certo, ci sono state storie diverse, chi ha avuto più fortuna, chi meno, chi evidentemente è stato traviato dagli eventi, però dobbiamo considerare che questo è quello che è successo per davvero. E allora perché mi sono occupato dell'esodo di Pola? Perché è un caso straordinario di studio che permette evidentemente di andare a fondo su alcuni aspetti molto, molto importanti. Il primo aspetto che vorrei con voi affrontare è il fatto che fu l'unico, diciamo, esodo dall'Istria pienamente organizzato, totalmente organizzato. Cioè lo Stato si fece carico di trasferire oltre 27.000 persone che abitavano la città di Pola e portarle altrove, ma non soltanto con una piccola valigia, provvedendo anche al trasferimento dei loro beni, dei beni mobili, cioè masserizie, gli effetti personali e quanto si poteva portare via. E perché questo avvenne? Perché lo Stato si fece carico di un bailam come poteva essere del 46 o del 47 in Italia? Perché la città di Pola, fino all'entrata in vigore del trattato di pace il 15 settembre del 1947, era una città a tutti gli effetti appartenente allo Stato italiano, anche se amministrata da un comando militare britannico. Lo era ben vero anche il resto della Venezia Giulia, fino alla cessione conseguente al trattato di pace. Però il resto della Venezia Giulia era sotto il controllo militare jugoslavo. Comandi militari jugoslavi con i quali non c'era possibilità di dialogo né di discussione. Non solo c'erano i comandi militari jugoslavi, ma c'erano evidentemente anche soggetti politici che avevano instaurato un certo tipo di regime politico. E andando poi a esaminare attentamente le carte, ho scoperto che spesso e volentieri i comandi militari jugoslavi, sia pur con tutti i limiti che potevano avere, cercavano di risolvere in proprio alcune situazioni scandalose quando si trovavano davanti alla cocciutaggine di alcuni esponenti politici del luogo. Perché questo è quello che è successo. Io potrei soltanto raccontarvi un piccolo e significativo episodio di una piccola località nel cuore dell'Istria, quando a un certo momento la gente del paese viene a sapere che in una cavità ci sono delle salme e chiedono di poterle riesumare. Siamo nel 46 e il territorio è sotto il controllo militare jugoslavo. Si rivolgono al Comitato Popolare di Liberazione che dice no, non se ne fa nulla, ci mancherebbe, nutriamo fuori scandalo su questo problema, no? Quelli che se c'è qualcuno là dentro sicuramente sono i fascisti, punto e basta, chiuso, mettiamoci una pietra sopra. Questa gente ebbe, devo dire, lo straordinario coraggio di rivolgersi a un piccolo comando militare jugoslavo che si trovava in prossimità. Questo ufficiale jugoslavo, che probabilmente non era istriano, veniva chissà da dove, ebbe la bontà di ascoltarli e autorizzò il recupero delle salme, che furono portate poi nel cimitero, nella chiesa. Fu fatto un funerale alla presenza di tutta la popolazione del paese e furono poi traslate
nel cimitero del paese stesso, con grande scorno delle autorità politiche che evidentemente non avrebbero voluto un fatto del genere, per farvi capire quali sono state le complessità di quei territori. Ma torniamo a Pola. Pola quindi è formalmente ancora territorio dello Stato italiano. C'è una pubblica amministrazione italiana, anche se c'è un comando militare. Ma il dato importante è questo: tutti i dipendenti pubblici dello Stato italiano, quindi impiegati dello Stato, continuavano a percepire lo stipendio da parte dello Stato italiano e lo hanno continuato a percepire fino al 15 settembre del 47, quando, cessate tutte le funzioni, la sede locale della Banca d'Italia ha chiuso e hanno portato via la cassa con quello che rimaneva evidentemente in cassa, dopo aver liquidato tutte le spese che erano state evidentemente affrontate in quell'istante, per quel periodo. Questi sono aspetti che vanno tenuti in considerazione. Sono stato in qualche misura anche fortunato di poter accedere ad importantissimi documenti che mi hanno permesso la perfetta ricostruzione di quell'esodo. Queste carte si trovano a Roma, sono le carte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in modo particolare di un ufficio che venne istituito subito dopo la guerra, che si chiamava inizialmente Ufficio per la Venezia Giulia, ma poi questo ufficio dipendeva dal Ministero dell'Interno, e poi successivamente questo ufficio si allargò diventando ufficio per le zone di confine, passando sotto l'egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché doveva affrontare non soltanto le questioni dolorosissime della Venezia Giulia, ma c'era anche la cessione di territori al confine tra il Piemonte e la Francia, Briga e Tenda per dire, lì se ne sono andati via 10-12 mila persone, non è una questione di poco conto. C'era la questione in piedi sulla Val d'Aosta, c'era la questione complessissima dell'Alto Adige e c'era la Venezia Giulia. Quindi questo ufficio, con evidentemente i suoi riparti interni, andò a affrontare di volta in volta le varie questioni. Adesso a noi ci interessa meno quello come hanno trattato le questioni di Briga o Tenda piuttosto che dell'Alto Adige. Andiamo sulla Venezia Giulia. E l'ufficio per la Venezia Giulia è allertato nella misura in cui incominciano ad avere segnalazioni dalle prefetture già nell'estate del 45 che cominciano a fluire in Italia per vie più diverse migliaia di persone che cercano in qualche misura rifugio, riparo, che chiedono aiuto. Dopo un po', facendo alcune prime statistiche, si rendono conto che il numero è piuttosto considerevole e qualcuno comincia a azzardare che sono più di 50.000, che già girano per l'Italia senza, diciamo, un punto di riferimento e che sono letteralmente aiutati soltanto dalla carità cristiana, perché in quel momento nulla in piedi. Noi dobbiamo però anche capire qual era l'Italia del 1946, perché tante volte noi ci dimentichiamo, non era l'Italia di oggi, o forse era un'Italia meglio di oggi, perché almeno c'era una coscienza su certe cose, perché c'era un'Italia che aveva le più grandi città bombardate, con decine di migliaia di sfollati, portati nelle campagne, sistemati dove si poteva sistemare. Avevamo decine di migliaia di uomini che rientravano dai campi di internamento militare dalla Germania, c'erano i deportati civili che rientravano dai campi di concentramento e bisognava sistemarli. Magari loro potevano anche avere una famiglia, ma bisognava anche sistemarli dal punto di vista lavorativo, dar loro un'assicurazione evidentemente per il futuro. C'erano poi i rimpatriati dalle colonie, dall'Eritrea, in parte dalla Somalia, dalla Libia, per quelli che hanno potuto andare via dalla Libia, dal Dodecaneso e da Rodi. C'erano molti italiani che rientravano da altri stati europei, molti lavoratori italiani che erano andati a lavorare in Francia prima della guerra, erano visti con ostilità e avevano deciso di tornarsene a casa. Non era un buon clima quello che si respirava in Francia nei riguardi degli italiani. C'era una sorta di revansismo
dei francesi verso gli italiani. Molti operai, molta gente comune, semplice, che era stata estranea a tutti i fatti politici, si erano trovati in fortissime difficoltà, non ci ritornasse, ma mentre questi, bene o male, potevano fare affidamento alla presenza di parenti, di famiglie, di avere comunque un punto di riferimento in un paese, in una città, indifferente dove, per gli esuli Giuliano, Fiumano e Dalmati questo non era possibile. Qualcuno sì, poteva avere qualche parente. Infatti nel Veneto c'era della gente che aveva comunque dei parenti e in qualche misura si appoggiarono a questi parenti e riuscirono a trovare una piccola sistemazione, sia pur temporanea. Per gli altri no. Erano figli di nessuno. Perché questo era anche il problema. Anche perché dico figli di nessuno? Perché vedete, per partire da Pola non si poteva andare via così. Bisognava avere fra le mani un certificato di esodo che legittimasse la partenza, un documento, e tutti erano molto attenti ad avere quel documento, dove era elencata la famiglia e sulla forza di quel certificato di esodo potevano presentarsi a un ente di assistenza o alla prefettura e chiedere una sistemazione e un aiuto, sia pur provvisorio. A Pola, quando dal luglio del 46 ormai è chiaro che la situazione andrà in una direzione drammatica, che la città sarà ceduta alla Jugoslavia, nasce un comitato che ha quello scopo di fornire certificati di esodo, e un altro comitato analogo viene istituito a Trieste che ha le stesse finalità, soprattutto per quelli che provengono da un'altra porzione dell'Istria, che riescono in qualche misura a passare le linee di demarcazione, si rivolgono al comitato stesso e in forza di questo documento possono in qualche misura ottenere un aiuto. Ma questo non valeva mica per tutti, perché per esempio prendiamo l'esempio di chi aveva deciso di abbandonare Fiume. La gente parte da Fiume e nessuno gli rilascia un certificato di esodo. Lo riceveranno dopo, ma molto dopo. E quindi una volta raggiunte le province dello Stato italiano, sono dei signori nessuno. Perché questo è il problema, sono dei signori nessuno. Poi verrà tutto sanato, ma soltanto nel 48, con il rilascio di ulteriori certificati di esodo che andranno a certificare una situazione anteriore. Però all'inizio non è stata durissima, è stata quasi impossibile. E questo è un altro aspetto che va tenuto in conto quando noi dobbiamo parlare del senso e del significato dell'esodo e dei vivi, delle condizioni in cui si sono trovati i vivi. E questa è un'altra questione importante. Poi, certo, la documentazione che io ho trovato all'interno dei fascicoli conservati dell'Ufficio Zone di Confine ci permette di ricostruire nel dettaglio ogni passaggio. E che cosa succede? Allora, innanzitutto facciamo un po' un piccolo esame di geografia, andiamo un po' avanti. Queste sono immagini di Pola nel XIX secolo, la sua bella arena. È una città che, vedete, questa pianta topografica degli anni 40 che dimostra uno sviluppo ortogonale della città intorno al nucleo più antico. Sì, perché era una città antica, pre-romana, romana, bizantina, della Repubblica di Venezia, un libero comune prima, della Repubblica di Venezia poi. Ha conosciuto più diverse vicissitudini, il dominio napoleonico e poi quello austriaco e poi il Regno d'Italia dopo il 1918. Ma aveva una caratteristica che era non semplicemente una città di costa, una città di mare, ma era una città, e neanche portuale, ma era una città militare, perché aveva un arsenale navale realizzato dall'Austria nel 1856, trasferendo quello di Venezia a Pola, e questo trasferimento, diciamo, strategico di portare l'arsenale in una posizione più riparata, più sicura, meglio difendibile, aveva fatto letteralmente esplodere questo piccolo nucleo di 4-5 mila abitanti dell'origine, portandolo prima della Prima Guerra Mondiale
a quasi 90.000 abitanti, compresi i borghi che stavano intorno a questa città. Quindi era una città importantissima, 90.000 abitanti, un po' come mi dicevano ieri lo stesso numero di abitanti della città di Vicenza, 90.000 abitanti. Non è una questione di poco conto, una città che poi non ha mai, diciamo, trovato una crescita tale nel primo dopoguerra, non ha mai raggiunto quella vetta demografica di 90.000 abitanti, si è ridimensionata, però è una città comunque sempre importante, ed è una città, poiché nasce intorno a un arsenale navale, era una città anche operaia, una città operaia dove la componente della classe operaia era una classe operaia socialista, ma italiana, di sentimenti italiani, che guardava le esperienze del grande socialismo latino, come lo chiamavano in quell'epoca, cioè il socialismo francese, il socialismo italiano, le lotte di liberazione nell'America meridionale, non l'austromarxismo viennese o la socialdemocrazia tedesca. Guardavano quel mondo e questo li aveva permeati di una coscienza molto particolare. Poi il retaggio di Venezia, che li sentiva, come dire, si sentiva ancora più legati a quella dimensione adriatica, quasi rinfacciandosi rispetto a Venezia dall'altra parte, o poco via. Quindi è una città di fondazione ottocentesca, che ha avuto un suo sviluppo urbanistico di un certo tipo, mai troppo regolare, ma che comunque ha avuto, e che ha visto poi nel corso della prima parte del Novecento entrate e uscite di popolazione. Alla fine della guerra mondiale se ne sono andati evidentemente tutti gli ufficiali e tecnici dell'arsenale austriaco, perché erano austriaci o ungheresi, o boemi, molti erano boemi per esempio, quelli che abitavano a Pola perché lavoravano nel campo propriamente tecnico, ingegneri e tecnici specializzati. L'afflusso di nuovo personale, la nascita delle scuole di applicazione della Marina Militare, per esempio, che in qualche misura la nascita di industrie che vengono portate a Pola negli anni 30, all'inizio degli anni 30, per rivitalizzare una città che purtroppo soffriva di un isolamento, di una marginalità, per quanto fosse capoluogo di provincia. Se noi andiamo a vedere un po' più avanti queste immagini, ecco, dove sta Pola? All'estremo meridione di questa penisola, di un territorio come la Venezia Giulia che ha una superficie pari al Veneto. È come se noi oggi siamo a Bassano e stiamo parlando di Rovigo. Non siamo in quell'ordine di idee. Solo che mentre oggi noi abbiamo un'ottima viabilità e in poco tempo ci possiamo spostare da una località all'altra, per l'Istria era tutto più difficile perché la viabilità era molto antica, qualcosa era stato fatto ma troppo poco e la città continua a avere delle sofferenze proprio di isolamento. E infatti era più facile raggiungere Pola da Trieste utilizzando la linea marittima che non piuttosto intraprendendo una strada, diciamo, faticosa o peggio ancora una linea ferroviaria che faceva un giro vizioso e che si impiegava un sacco di ore per arrivare nella città stessa. Quindi c'è questa marginalità. Questo che voi vedete è la determinazione che viene portata avanti nel giugno del 45 in seguito agli accordi di Belgrado tra il maresciallo Tito e il generale Alexander, quando il territorio intero della Venezia Giulia viene diviso in due zone di occupazione, la zona A anglo-americana o alleata e la zona B sotto il controllo jugoslavo. Voi vedete che Pola è zona A perché è una piccola enclave, completamente isolata. Restava un collegamento marittimo con Trieste soprattutto, c'era anche la possibilità di raggiungere Pola per strada, lungo la vecchia viabilità, ma era una strada, diciamo, chiamiamola smilitarizzata, nel senso che doveva essere percorsa da Trieste a Pola o viceversa senza fermate intermedie. Anche se in verità lungo quella viabilità, lungo quella strada, spesso e volentieri venivano allestiti dei posti di blocco non autorizzati, ma li facevano lo stesso i militari jugoslavi con continue perquisizioni delle persone evidentemente che si trovavano a viaggiare. E anche sulla linea ferroviaria c'erano delle perquisizioni nelle stazioni in prossimità di Pola. E diciamo perquisizioni piuttosto vessatorie, devo dire, nei confronti di questa povera gente che cercava di spostarsi, soprattutto chi stava un po' all'interno dell'Istria e che aveva mantenuto comunque dei rapporti
familiari o economici tra il territorio della campagna e la città e viceversa. Questa è la situazione in cui si trova. E su questa base si inizia a discutere alla conferenza di pace a fine agosto del 1945. Che fare di questa regione? La pretesa jugoslava, con l'appoggio dell'Unione Sovietica, è più che generosa, nel senso che addirittura ha delle pretese di giungere al vecchio confine del 1866, se non addirittura ancora più a occidente, e l'Italia poco può fare, ma si era resa conto che poco poteva fare perché, ahimè, stava dalla parte dei vinti e non dei vincitori, perché tante volte noi ci facciamo un'idea che la lotta di liberazione abbia messo l'Italia in una condizione leggermente migliore. No, fu trattata da nazione sconfitta fino in fondo, perché questo è il dato di fatto e questa è la prova tangibile. La delegazione giuliana che aveva raggiunto Parigi, che si installò a Parigi nella speranza di convincere la diplomazia internazionale a farsi almeno ascoltare, avevano fatto una proposta, quella di sostanzialmente estendere o mantenere la sovranità italiana lungo la linea di costa almeno fino alla città di Pola, sostanzialmente ricalcando quelli che erano gli antichi domini veneziani, dicendo la popolazione sulla costa è schiettamente di lingua italiana, i sentimenti sono italiani, manteniamoli in Italia. Ovviamente a Belgrado non c'era nessuna intenzione di fare questo. Per quanto la Jugoslavia disponesse di tutta la costa della Dalmazia, interessava mettere le mani su Capodistria e mettere le mani su Pola, Pola perché era una base militare, tra l'altro, e Capodistria eventualmente per sfregio, ma gli sarebbe interessato anche Trieste e anche Gorizia. Cioè chiudere la partita esattamente come erano le previsioni delle, possiamo dire, delle prospettive politiche e geopolitiche dei circoli nazionalisti, soprattutto croati, che si erano già agitati ben prima della Prima Guerra Mondiale. Perché quando noi parliamo di redentismo, pensiamo solo all'irredentismo italiano, la rivendicazione da parte italiana sui territori da redimere, cioè in questo caso il litorale austriaco, poi Venezia Giulia, ma con altrettanta forza e virulenza gli ambienti nazionalisti croati di Zagabria spingevano nella direzione opposta e hanno spinto fino all'ultimo. E non avendo ottenuto, vinta la partita dopo la Prima Guerra Mondiale, si sono riproposti come occasione storica e irripetibile dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché questo è anche un fatto che va tenuto in considerazione. Però che cosa succede? I tentativi vani della delegazione giuliana non portano nessun risultato. Vero è che nel luglio del 1946 a Parigi viene approvata una proposta francese, quella sostanzialmente di restituire all'amministrazione italiana la città di Gorizia e di costituire tra Trieste e una piccola porzione dell'Istria nord-occidentale uno Stato indipendente, quello che avrebbe dovuto chiamarsi il territorio libero di Trieste. E così si arriva al trattato di pace, con l'istituzione del territorio libero di Trieste, che poi non fu mai realizzato. E perché non fu mai realizzato? Per un semplice motivo, perché il Consiglio di sicurezza dell'ONU avrebbe dovuto nominare il governatore. Erano state fatte diverse proposte di figure anche autorevoli, ma davanti all'incalzare di tanti altri problemi di quel secondo dopoguerra, questo argomento della nomina del governatore del territorio libero di Trieste non fu mai messo in campo. E a un certo momento si stufarono dicendo, avvisando l'Italia e la Jugoslavia, stiamo parlando intorno al 52-53, dice questi sono problemi vostri, mettetevi d'accordo tra di voi perché noi non abbiamo la testa né la volontà di affrontare la questione, non vogliamo più sollevare problemi. E pensate un po' che nell'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza dell'ONU la nomina del governatore del territorio libero di Trieste è rimasta come voce fino al 1975. Cioè in teoria nel 74 e 75 il Consiglio di sicurezza avrebbe potuto di punto in bianco dichiarare adesso nominiamo il governatore del territorio libero di Trieste. Poi per effetto e conseguenza di quelli che sono gli accordi di Helsinki
che sostanzialmente andavano a ribadire un aspetto fondamentale, che i confini esterni degli Stati sono intangibili per l'Europa occidentale, la questione non si è più posta e quindi quella voce dell'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza è stata completamente rimossa e si è arrivati al Trattato di Osimo e quindi poi alla chiusura definitiva di quella partita, con tutti gli effetti che sappiamo, noi col rammarico evidentemente di aver anche un po' ingannato la gente nella speranza che quella zona B, quel pezzettino piccolo che restava dell'Istria nord-occidentale sarebbe stato forse restituito all'Italia, ma in verità le questioni erano assai più complicate. Ebbene, quando nel luglio del 46 arriva questa notizia che si dovrà costituire territorio libero e che tutto il resto sarà ceduto dalla Jugoslavia, Pola compresa, voi potete immaginare che a Pola il sentimento è comprensibile. Non ci sono atti di violenza, non ci sono, diciamo, escandescenze. La popolazione crolla in una depressione totale. E quando il Comitato di Liberazione Nazionale di Pola istituisce il Comitato per l'Esodo, nel giro di 10 giorni sul tavolo arrivano 20.000 richieste, dove si dice: qualora la città fosse consegnata alla Jugoslavia, noi siamo disposti ad andarcene. Quello che verrà poi chiamato più tardi da qualche studioso il plebiscito morale. Cioè noi abbiamo espresso la nostra volontà, non vogliamo più restare se questo sarà il nostro futuro. E allora che si fa? De Gasperi va a Parigi, parla, poco può evidentemente incidere, si rivolge anche ad altre nazioni che facciano parte della coalizione alleata, ma poco peso può avere il Messico e il Brasile nei confronti evidentemente dell'Unione Sovietica piuttosto che della Gran Bretagna. E silenziosamente il governo italiano incomincia a organizzare un ufficio che dovrà occuparsi dell'esodo della popolazione da Pola. E lo impianta in buona sostanza già alla fine di agosto, tra l'agosto e il settembre del 46. Viene incaricato un viceprefetto, Giuseppe Meneghini, che era stato commissario dei prezzi a Padova durante l'occupazione tedesca. Poi era caduto in disgrazia nel senso che i tedeschi non si fidavano di lui, lo volevano arrestare e riuscì a fuggire in Svizzera, lo avevano anche condannato davanti a un tribunale militare e riuscì a salvarsi, rientrò in Italia, rientrò nei ranghi del Ministero degli Interni e la scelta va su questo uomo di cui si sa poco, perché poi ha continuato, finita questa esperienza, la sua carriera di prefetto in piccole località di provincia, nemmeno grandi città. Si insedia a Venezia, ha un ufficio con 5-6 impiegati, non di più, e parte da zero. Come fare a spostare 20-30.000 persone in un lasso di tempo limitato da una città ad altrove? Perché giunge questa ulteriore decisione che a questo punto bisogna andare incontro a questo che è un desiderio, se non una volontà? Perché l'estate del 46 è contrassegnata da fatti molto gravi. L'agosto del 46 c'è lungo tutta la dorsale, lungo quella linea tratteggiata che voi vedete ma che si arriva fino a Pola, una serie di violenze, di attentati, di aggressioni, di sparatorie, di sabotaggi alle linee ferroviarie, di attacchi a pattuglie americane e inglesi che transitavano anche isolate, soprattutto nell'area del Goriziano. Ci sono delle fortissime tensioni. Ci sono degli incidenti piuttosto gravi a Gorizia intorno al 9-10 di agosto del 46 e lì dai report si capisce perfettamente che avevano capito che chi aveva un po' istigato queste manifestazioni dei filo jugoslavi in quella città era un comando militare jugoslavo che era all'interno della città, che aveva fornito tutto il necessario, compreso anche degli ordigni, delle bombe a mano, perché evidentemente le manifestazioni potessero raggiungere un certo scopo. C'è un fallito attentato
a Trieste l'11 agosto del 1946, quando un ragazzo scopre all'interno di una piccola imbarcazione degli ordigni esplosivi, che era stata collocata questa imbarcazione sotto una tribuna durante delle gare di canottaggio in riva al mare, e per fortuna il ragazzetto si è accorto di questo, chiama un poliziotto e il poliziotto fa portare via gli ordigni senza far palesare il problema e quindi senza gettare nel panico i presenti e senza nemmeno interrompere le gare sportive, l'11 agosto, e si arriva al dramma di Vergarola del 18 agosto, esattamente 7 giorni dopo, con delle dinamiche per certi aspetti molto, molto simili. Ci sono discorsi di fuoco che vengono fatti da Tito a Belgrado, che rivendica tutto, l'impossibile. Ci sono dei discorsi di fuoco di Ivan Motica, che era stato un personaggio salito alla ribalta nell'autunno del 43 come giudice durante le stragi delle foibe e degli arresti in Istria nel 43, quando dice a breve Pola sarà nelle nostre mani, e queste inquietavano evidentemente. Ci sono delle avvisaglie che non sono tenute in debita considerazione intorno a quella maledetta strage della spiaggia di Vergarolla. Perché, vedete, il 15 agosto a Pola si era tenuta una grande manifestazione popolare nell'arena, con delle musiche, dei canti, delle bande che suonavano, un momento di allegria, era il giorno di Ferragosto, possiamo immaginare, quindi la gente cercava di passare nel modo più sereno possibile quelle ore, sapendo il destino. Tutto fila liscio, però c'è un fatto che viene riportato dalla radio clandestina Radio Venezia Giulia, che ha avuto un'informazione molto precisa che era giunta da Pola a Venezia, e dice che la manifestazione è stato un grande successo, non ci sono stati fatti gravi, tutti temevano che potesse succedere qualcosa come pochi giorni prima a Gorizia, ma non era successo niente, salvo, dice, un gruppo di ragazzi che stavano per entrare all'arena, fu fronteggiato da dei coetanei che disse loro, testuali parole, divertitevi perché domani i morti balleranno. Questa notizia viene diramata da questa radio clandestina, messa su da Antonio De Berti e dallo scrittore Pier Antonio 48 Gambini, il 16 agosto. Il 16 agosto. 2 giorni dopo c'è l'appuntamento alla spiaggia di Vergarola per la Coppa Scaroni. E sappiamo che cosa è successo. Che un deposito di teste di siluro e di mine esplode. Viene fatto esplodere. Provoca una strage. Accertati 65 morti, ma forse anche di più. Centinaia sono i feriti, perché la spiaggia era affollata di gente, anzi era le prime ore del pomeriggio. Molti si erano riparati in una pineta che stava alle spalle per prendere un po' di frescura. In quella pineta però c'era, pensate, anche un accampamento di istriani che avevano lasciato le loro località dall'interno, si erano portati a Pola nella speranza poi di poter uscire da Pola e di raggiungere l'Italia. E quindi erano persone nemmeno né registrate né certificate, erano lì. È una strage terribile. Su questa strage immediatamente viene fatta un'indagine, perché c'è una fortissima pressione anche dal governo italiano verso il comando alleato, e il comando britannico di Pola esegue questa indagine in un modo estremamente frettoloso, molto tecnico, escludendo il fatto occidentale, che probabilmente c'è un innesco, e che poi le indagini saranno poi proseguite dalla polizia e dalle autorità giudiziarie. Onestamente io non sono riuscito a trovare le carte di ulteriori indagini, né della magistratura e né tantomeno della polizia. Anche perché, ve lo dico, molte cose si trovano, ma altre no. Per esempio le carte, i documenti del tribunale di Pola non si trovano. Non si sa dove siano finite. Se rimaste a Pola, ma c'è un punto interrogativo, e quindi portate altrove, oppure trasferite, come probabilmente qualcuno mi ha detto, forse a Venezia, e finite chissà in quale magazzino, inaccessibile, tra migliaia di faldoni, evidentemente di tante altre pratiche e documenti. Ma sarebbe interessante andare a vedere che tipo di indagini e se un'indagine mai è stata svolta su quel fatto. Però quell'attentato fu la mazzata. La gente capì, e c'era poco da capire, che non si poteva più restare.
perché questo è il dramma. E anche il governo italiano prende atto che non si può più restare. Ed ecco allora il Giuseppe Meneghini che incomincia a lavorare dicendo: come porto fuori questa gente? Come organizzo? C'erano i precedenti, sì, questi precedenti erano lo sfolamento degli italiani dalle colonie. L'Italia aveva avuto già un'esperienza in questo senso. La nave toscana che verrà poi utilizzata era stata utilizzata in passato per portare in Italia italiani dalle colonie e da Rodi. Era stata utilizzata anche come nave ospedale, era stata utilizzata anche per imbarcare prigionieri di guerra e rimpatriarli. Era un equipaggio che aveva una forte esperienza. Si affidano a una ditta, la Acumin di Roma, è peccato che questa ditta ha chiuso e il suo archivio è andato disperso, e che aveva organizzato anche l'esodo degli italiani residenti nel Dodicaneso e a Rodi, riuscendo a far portare via loro anche le masserizie, cioè i loro beni. Peccato che questa ditta non esista più e non ci sia più traccia del suo archivio, ma sarebbe interessante poter capire, no, qualcosa di più su questa ditta. E il nostro Meneghini, con l'aiuto di Mario Micali, che stava a Roma, che era un prefetto al Ministero degli Interni, incominciano a pianificare. Quello che vedete sono i primi abbozzi, i primi appunti fatti da Meneghini, che da Venezia spesso va clandestinamente a Pola a incontrarsi con gli esponenti italiani, a parlare col comitato di assistenza, a cercare di capire qual è lo stato d'animo e se è vero quello che stanno dicendo, cioè che la gente se ne vuole andare per tutta o quasi tutta. E poi il grande problema, tornando a Venezia, cioè dove e in che modo io posso sistemare queste persone. Vedete un piccolo imbarco Pola, trasporto marittimo. All'inizio si pensava a 2 mete, Venezia e Ancona, che sostanzialmente poi quelle resteranno, Venezia e Ancona, poi ci sarà una terza meta che sarà Brindisi, ma per un numero più limitato di persone, soprattutto legate in qualche misura alle attività della Marina Militare, e quindi poi trasferite tutte a Taranto, e lì troveranno poi una sistemazione all'interno dell'arsenale della Marina Militare. E quindi vedete come fa Venezia, centri di raccolta. Dove possiamo organizzare i centri di raccolta? Come li possiamo organizzare? Sì, si potevano utilizzare quelli che erano stati campi di internamento, campi di prigionia, che lentamente venivano svuotati, ma le condizioni di questi ambienti erano aberranti. Vescovo di Aversa va a visitare un campo di prigionia che era stato prima campo di prigionia per i militari inglesi, poi era stato un campo di prigionia utilizzato dai tedeschi per i soldati italiani, poi un campo a sua volta i tedeschi erano finiti dentro come prigionieri, a un certo punto erano stati mandati via. Quando lui va a vedere questo campo di internamento dice: qui c'è da fare una sola cosa, bruciare col fuoco tutto, perché i pidocchi e le cimici camminano lungo le pareti di queste baracche. Solo il fuoco può sanificare un ambiente del genere, è impensabile, eppure li manderanno, puliranno quello che potranno pulire e poi gli spediranno lì, una parte. Quindi costituire dei centri di raccolta che potevano essere caserme militari che venivano messe a disposizione, edifici pubblici che in qualche misura prese a disposizione, ma non era sufficiente, perché evidentemente non si poteva pensare di tenere degli anni queste persone all'interno di questi fabbricati. L'asso doveva essere limitato, anche perché avevano un'idea previsionale che forse esaurito questo primo esodo da Pola, più quelli che se ne erano andati spontaneamente già da Listra in precedenza, il problema fosse in qualche misura poi risolto. Invece il problema, come sappiamo, non sarà risolto e arriveremo fino alla metà degli anni 50. C'è un problema di dover sistemare anche diverse altre categorie o soggetti. Ecco, vedete, il problema secondo di Meneghini è: chi devo far partire per prima? Le persone o le cose? E Meneghini si pone il problema di far partire prima gli oggetti. Svuotiamo gli appartamenti, svuotiamo le botteghe artigiane, svuotiamo i negozi. I commercianti cercano di vendere tutto quello che si può vendere anche a sottocosto pur di liberarsi dei magazzini, e facciamo partire, facciamo smontare anche piccole industrie, un intero mulino viene smontato.
e portato a Venezia, nel porto industriale di Venezia, e rimarrà per un bel po' di tempo lì su un molo coperto dei teloni e andrà a finire tutto arrugginito. Quindi prendere le masserizie, portarle in Italia, trovando una sistemazione che poteva essere Trieste, Venezia, vedete Ravenna, in dei grandi granai che vengono affittati per la circostanza, Ancona e Brindisi, come vi dicevo. Lì vengono trovati a Brindisi degli hangar militari, a Ravenna i granai, ad Ancona sul molo trapezoidale, i magazzini del molo trapezoidale, e il grosso viene distribuito sostanzialmente tra Venezia e Trieste, in misura maggiore forse a Trieste rispetto a Venezia, per alcuni aspetti. Questo materiale veniva portato in questi magazzini e doveva restare lì e poi sarebbe stato ritirato dal proprietario. Ma voi sapete che la burocrazia italiana come funziona, no? Cioè nel senso che lo Stato italiano si fa carico di portarvi le cose dal punto A al punto B, ma dal punto B al punto C o D le spese di trasporto è a carico del proprietario e molta gente non aveva i soldi per ritirare quelle masserizie, oppure non aveva il luogo dove sistemarle, vivendo in una caserma dismessa o in un vecchio convento adattato alla circostanza. Casomai potevano recuperare qualche seggiola e qualche tavolo e poco più. Ecco perché nasce quell'accumulo del magazzino 18, tutto quel materiale che resta abbandonato. Perché? Perché poi la gente non ha avuto più circostanza e occasione. Qualcuno per fortuna si è fatto anche una vita nuova e ha ritenuto che ormai, ma su materiale vetusti, chissà in che condizioni si trovano, a cosa vado a cercarle, vero? Quelle cose. E le lascio lì, tanto poi mi costerebbe un sacco di soldi portarmele altrove. E dovevano noleggiare anche un vagone ferroviario se stavano più lontano, mettersi d'accordo con un'altra famiglia per dividere le spese. Diventava tutto abbastanza complicato. Però all'inizio dice facciamo partire questo. Questo significava che dallo svuotamento degli appartamenti alla partenza della popolazione non doveva passare più di 15 giorni, perché in quei ultimi 15 giorni la gente dormiva sul pavimento, sulla paglia, perché era questo il fatto, dormiva sul pavimento, e doveva servirsi delle mense pubbliche, soprattutto quelle mense messe in piedi dalle organizzazioni religiose, che cercavano di dare almeno 2 pasti al giorno a tutta questa gente. Tra l'altro qui devo dirvi lo sforzo e l'abnegazione da parte di tanti soggetti, anche privati, nel fornire i chiodi, le tavole, gli assi, la paglia che viene dal Veneto, che viene portata a Pola con dei convogli ferroviari. All'inizio caricano tutta questa paglia per imballare su dei vagoni che passano da Venezia a Trieste, da Trieste a Pola, e la grande preoccupazione è che questi incendieranno la paglia, andrà a finire che fanno di sabotaggi. Invece lasciano passare questi vagoni. Forse le autorità militari jugoslave hanno capito che questa gente, se se ne vuole andare, veramente se vuole andare, e lasciamoli che se ne vadano. Cambiano completamente la strategia, non tratteniamoli più. Ecco, dal Veneto arriva la paglia, dal Bellunese arrivano tassi e tavoli di legno, capito? Chiodi arrivano da tutta Italia, per andare incontro evidentemente alle esigenze. Poi la burocrazia si mette di mezzo, vuol sapere esattamente quanti chiodi sono stati utilizzati e quanti vengono restituiti, perché c'è sempre uno che si occupa di queste cose, o di quanti quintali di assi sono stati effettivamente utilizzati per gli imballi, e gli assi che non sono stati utilizzati dovrebbero tornare indietro, no? Perché sono stati acquistati dallo Stato. Le solite cose che c'è sempre il piccolo funzionario, vero, che su questo evidentemente la sua vita è fatta di questi numeri, di questi conteggi. Quindi via le masserizie, e questa gente non poteva accompagnare. E come sono partite queste masserizie? Qualcosa lungo la linea ferroviaria, ma poco. Il resto viene tutto caricato su grandi maone o su di motopescherecci o dei piccoli velieri che venivano incatenati tra di loro, e davanti c'erano dei rimorchiatori provenienti da Venezia che trascinavano in un mare in bufera, perché sono partiti in pieno inverno, e raggiungevano le mete destinate. Questo materiale raggiungeva evidentemente i depositi, il proprietario era informato perché aveva una ricevuta in mano con un numero di collo e di spedizione, e che avrebbe potuto poi individuare. E ho trovato anche delle
fotografie che sono abbastanza interessanti, vedremo un po', ecco, le possiamo vedere un po' più avanti. Ecco, vedete la massa delle masserizie che in attesa avete di essere caricate su dei motovelieri. Ogni oggetto era numerato e faceva capo al collo, per cui se voi andate, vi capiterà un giorno di andare a Trieste a vedere nel nuovo allestimento del magazzino 26, l'ex magazzino 18, vedete che sul retro di molti mobili c'è il cognome della famiglia e c'è un numero. È il numero di esodo. Quel numero di esodo accompagna gli oggetti. Ecco, vedete le foto, ecco qui per esempio, andiamo avanti, ecco vedete, questi sono i magazzini della Accomin di Venezia, dove tutto era stato sistemato all'interno del porto in modo estremamente ordinato. Non c'era la rinfusa. Ciascuno avrebbe potuto individuare gli oggetti di proprietà. Però qual è il problema? Questa gente parte con poco o niente, poche sostanze. I comitati di assistenza all'esodo stabiliscono, attraverso diciamo, delle direttive ministeriali, di assegnare alle famiglie degli esodi o ai singoli soggetti un sostentamento economico. Questo sostentamento economico durava esattamente 3 mesi, 90 giorni. Per 90 giorni potevano ricevere dalle prefetture evidentemente una piccola cifra. Al netto, cioè erano alloggiati gratuitamente, certamente dove si trovavano e ci mancherebbe, ricevevano dei soldi. Però i capifamiglia o il soggetto singolo aveva 90 giorni di tempo per trovarsi una sistemazione fisica e un lavoro. Una sistemazione fisica e un lavoro. Lì c'era aperta una lunga discussione tra il Ministero degli Interni e il Ministero della Post Bellica e i rappresentanti dei comitati di esuli, che erano già operativi in Italia. Ma come? Solo 3 mesi? Considerate che l'Italia è quella che è. Ci sono gli sfollati, ci sono quelli che sono sinistrati dai bombardamenti, rimpatriati. Il problema è complicato. Il lavoro però c'è e la gente deve anche accontentarsi di quello che può trovare in prima istanza. Ma poi subentra un altro discorso, cioè no, vi diamo solo 3 mesi per un semplice motivo. Noi non vogliamo trasformare questa povera gente disgraziati in esuli professionisti, che si rechino ogni mese regolarmente a ricevere un assegno non preoccupandosi più di andarsi a cercare un lavoro. Era la mentalità del 1947. Oggi noi, o forse in tempi abbastanza recenti, abbiamo ragionato in termini diversi. Ti do un assegno e poi vediamo, no? Ti do un assegno e poi vediamo. E invece diceva, no, io ti do un assegno per un tempo limitato. Compito tuo è cercarti evidentemente una sistemazione, se è possibile. Come trovare queste sistemazioni? Allora c'è povera gente che è sfortunata, che evidentemente finirà, come vediamo adesso qua in alcune immagini, torniamo un po' indietro, ecco, che finirà in edifici che vengono adibiti allo scopo. Dovevano durare pochi mesi, dureranno anche degli anni. L'altra settimana mi trovavo a Brescia, sono andato a vedere la caserma Goito e lì sono rimasti per un bel po' di tempo. E non solo loro, perché poi sono arrivati anche gli sfollati provenienti dall'Africa. Si sono trovati tutti mescolati insieme. La prima operazione che viene fatta è quella, per esempio, di dividere le famiglie. Anche questo è un altro elemento da tenere in considerazione. Gli anziani sistemati in case di ricovero, dove era possibile, soprattutto per quelle persone che erano deficitarie sul piano, diciamo, fisico-sanitario, cioè inabili, e soprattutto i bambini e le bambine, che vengono affidati a dei collegi, prevalentemente collegi religiosi. Ma stiamo parlando nelle migliaia di persone, migliaia, che vengono portati nei collegi. E quindi le famiglie vengono già sgravate. Dolorosissimo per i più piccoli, dolorosissimo. Dovete considerare che a Pola, tra l'altro, erano già in funzione dei collegi per orfani. L'Istria aveva conosciuto una tragedia nella tragedia durante la Prima Guerra Mondiale, un numero impressionante di orfani della Prima Guerra Mondiale. Molti anni fa parlavo con una studiosa croata che mi ha detto che secondo studi che hanno fatto solo piuttosto recenti, statistici,
si parlava di non meno di 12.000 bambini istriani rimasti orfani a causa della Prima Guerra Mondiale. E molti di questi erano sistemati, qualcuno stava chiaramente in famiglia, ma altri erano molti sistemati in questi collegi, che dovranno essere svuotati, perché non potevano più restare lì, soprattutto per gli ordini religiosi, nel momento in cui la Jugoslavia proclamava un ateismo di Stato e quindi quei istituti non potevano più funzionare. Quindi c'è una sistemazione, vedete anche qui l'elenco, vedete in Piemonte, in Lombardia, nel Veneto, ecco, a Venezia 100 bambini, a Padova 30 vecchi, no, di cui 14 ed indica dove, no, in quale ricovero, altri 18 a Rovigo e via così. Sono i primi elenchi, sono diversi, questo riprodotto uno dei tanti, evidentemente, di questi elementi statistici che venivano periodicamente diciamo, formulati e riformulati. Come funzionava l'assistenza del 1947? Sostanzialmente l'assistenza faceva capo alle prefetture. Le prefetture andavano a verificare sul territorio le disponibilità di spazio. Tutte le prefetture risposero avendo nella disponibilità di ambienti che potevano essere adattati, comprese le vecchie colonie montane e marine, che potevano essere utilizzate anche per questo scopo. Solo due prefetti risposero negativamente, ma giustificandoli. Uno era il prefetto di Matera, dove dice: qui nella mia provincia non c'è la situazione per poter accogliere delle persone, è una terra molto povera ed è quello che è. E il prefetto di Reggio Emilia che dice: per motivi comprensibilmente politici non è opportuno che questi profughi giungano nella città di Reggio Emilia. Poi arriveranno comunque un momento leggermente dopo, quando viene allestito un campo, e in questo campo la situazione è stranissima. È un campo che viene in qualche modo sollecitato dagli inglesi. Questa gente arriva in questo campo, che tra l'altro non portava neanche un'indicazione di località, ma una sigla, e il campo era vigilato militarmente da delle guardie. Era una prigione, non era un campo. E queste guardie erano dei cetnici serbi. Quanto di peggio in quel momento. Ed era successo un caso molto doloroso dove una ragazza una bambina aveva subito una violenza da parte di uno di queste guardie. Questo provocò evidentemente una levata di scudi, delle vibrate proteste, e ben presto questi profughi furono portati via da quel campo, perché lì non potevano certamente continuare a vivere in quelle condizioni, furono portati via. Altri mi hanno detto, parlando una decina d'anni fa con un altro signore simpaticissimo che viveva a Forlì, giunto a Forlì fu sbattuto in una fortezza in prossimità della stazione ferroviaria ed era in verità un campo di prigionia per ustasce croati, e erano messi là dentro, e quando loro, mentre questi dovevano stare dentro, vigilati dagli inglesi, loro potevano anche uscire, ma quando uscivano da sta fortezza e andavano a fare 2 passi a Forlì, venivano additati dalla gente del posto come degli slavi, sommando immediatamente il fatto: se venite da lì non siete che slavi. Glielo ho detto a spiegare che siamo lì e non si sa bene perché ci hanno messo lì, ed era un campo di prigionieri militari vigilato dagli inglesi. Quindi viene messo in campo la prefettura, il ministero della post bellica, sul quale meriterebbe veramente fare una riflessione in più. Allora il ministro era Sereni, era del Partito Comunista, e per motivi che potete facilmente anche comprendere non vedeva bene i profughi giuliano-dalmati, non li vedeva bene, e i suoi funzionari altrettanto. Per fortuna aveva un sottosegretario, Carignani, che era un uomo che aveva ben altro spirito e cercò di parare tutti i colpi possibili e immaginabili. Grossi problemi si verificarono soprattutto in Liguria con l'assistenza del Ministero della Post Bellica, dove veramente furono male accettati i profughi giunti in Liguria, anche perché è ben vero c'era questa gente che veniva da Briga e Tenda, e quindi le cose si stavano sovrapponendo e creava, diciamo, difficoltà nell'amministrazione.
E infatti molti di questi vengono segnalati di gente che è mandata a Genova o a Savona, a un certo punto raccoglie i soldi, si paga il biglietto ferroviario e raggiunge Roma. Raggiunge Roma a speranza di trovare a Roma un aiuto, ma a Roma l'aiuto arriverà dopo. Il villaggio dell'M42, cioè il villaggio giuliano, nascerà dopo. Verranno sistemati progressivamente, ma all'inizio, quando arrivano in stazione Termini, li tengono in stazione Termini nei sotterranei per un periodo, perché non sanno dove sistemarli. E anche questo diventa una questione. Quindi, Ministero della Post Bellica, prefetture, Croce Rossa. L'assistenza sanitaria viene, diciamo, gestita interamente dalla Croce Rossa. Gli enti comunali di assistenza, anche di paesi più piccoli, anche delle località più piccole. Lì sarebbe interessante andare a lavorare su tutti gli archivi, anche delle comunità più piccole, anche di città come Bassano o altre, e andare a verificare di documenti del tempo chi è arrivato, che tipo di assistenza è stata loro fornita, come sono stati sistemati progressivamente nel tempo. Gli enti comunali di assistenza avevano procurato a diverse persone anche degli alloggi in case popolari che erano state costruite alla fine degli anni 30 e che erano ancora sfitte, creando delle graduatorie, sistemandoli in qualche modo. I più fortunati però, rispetto a coloro i quali sono rimasti nei campi profughi per più tempo. E poi, quarto soggetto che entra in campo, e che fu un'assoluta benemerenza, l'opera pontificia di assistenza, quella che dipendeva dai vescovi e dal Vaticano. Monsignor Bertarelli, che è il presidente, va a Pola, incontra il vescovo, Monsignor Radossi, parla con lui più volte, incontra il clero, torna e attraverso la segreteria di Stato del Vaticano convoca una riunione di tutti i vescovi in Italia, fa predisporre una lettera pastorale che viene inviata a tutti i parroci d'Italia che hanno il dovere di leggerla dal pulpito la domenica, nella quale si dice sostanzialmente due robe molto semplici: dobbiamo aiutarli. In che modo? Apriamo le nostre porte, dice. Spiritualmente e cristianamente apriamo le nostre porte. Se ogni famiglia assoluta in campagna riesce a aprire una porta e ospita qualcuno in campagna, abbiamo già risolto qualcosa. Bellissima l'idea. Però aggiunge un particolare, che qui è toccante soprattutto per la vostra terra. Nel finale dicono questo: noi dobbiamo fare, noi sacerdoti, noi italiani, dobbiamo fare quello che abbiamo fatto dopo Caporetto nel 17, con gli sfollati del Friuli e del Veneto orientale, che furono sventagliati ovunque, no? Perché evidentemente era una zona pericolosa, proprio qui, e la popolazione era stata mandata via. Detto, come quella volta abbiamo fatto, dobbiamo farlo ancora adesso. Allora erano passati 30 anni, esattamente 30 anni. E quindi si rivolgeva anche a una generazione adulta che la guerra precedente l'aveva conosciuta e come l'aveva conosciuta. E quindi anche facendo leva su questo spirito, possiamo dire patriottico, aveva dato un senso. Interessante questo impegno, no? Di dire dobbiamo fare come si fece dopo Caporetto nel 17. Aveva un richiamo morale profondo. Generazioni che avevo vissuto quel tempo, diciamo, ma certo, quella volta sì. È come se noi oggi ci trovassimo davanti chi ha vissuto, non so, esperienze catastrofiche, come c'è la mia generazione che ha conosciuto e ha aiutato nel limite del possibile ai tempi del terremoto del Friuli, no? Venisse richiamata a 50 anni di distanza a dire qualcosa bisogna fare perché c'è un evento terribile, è vero, che improvvisamente ha colpito una popolazione vicina e qualcosa devo fare. Quindi c'è un meccanismo che viene messo in campo con tutti gli strumenti e i limiti del tempo. Ma ci sono anche altre questioni e implicazioni. Innanzitutto, vedete, tanti mi hanno domandato, ma perché? Ma perché ci hanno fatto partire in pieno inverno, con la neve in burrasca, con la neve, no? Sul molo, col mare in burrasca? No? Perché? Non potevamo partire con calma, visto che l'entrata in vigore del trattato di pace è venuta appena a settembre, c'era tutta l'estate in mezzo. L'ultimo convoglio, l'ultima partenza della nave toscana è questa, è il telegramma del 14 marzo che indica che appunto indica che l'ultimo viaggio sarà quel giorno dell'ultimo viaggio del Pola. Poi resterà la linea dell'altro piccolo piroscafo tra Trieste e Pola che si chiama proprio Pola.
ma la Toscana viene ritirata dopo quell'ultima data. Ma perché? È perché quando si arrivò a Parigi il 10 febbraio alla parafaratura del trattato, non firma, viene firmato il trattato, viene parafato, non va nessun ministro a firmare, mandano un funzionario, un diplomatico. Parafaratura significa firmo di fianco, non firmo sotto, come prendo atto. Bisognava attendere un passaggio importantissimo. Bisognava attendere le decisioni di tutti i parlamenti che erano stati contraenti il trattato di pace, l'approvazione, la ratifica. E quando i diplomatici italiani si rivolgono a quelli alleati dicendo ma e quando questo avverrà? Adesso vediamo, dice, perché l'Unione Sovietica ancora non ha risposto e quindi tutto da vedere, visto che fa la causa e la parte della Jugoslavia, è tutto da vedere. Il Parlamento britannico adesso è in congedo, quello americano ha altri problemi in questo momento che sta trattando e poi bisogna pensare a tutti gli altri stati, Brasile, Messico, differente, Cile, tutti devono firmare, Francia, tutti devono firmare. Passerà del tempo, ma allora quando? Allora stabiliscono il giorno R, cioè il giorno ratifica, dice vi sarà comunicato a tempo debito, che pensate non è neanche tanto serio, dovendo fare i conti col destino di migliaia di persone, di dire, bah, decideremo, vi dirò il giorno in cui, capito? Allora, il 10 febbraio, quando giunge la notizia della firma, ma non è firma, vi ho detto, del trattato di pace, si scatena un po' il panico a Pola. Tutti sono convinti che non quel giorno, ma il giorno dopo le truppe jugoslave entrano in città. E poiché avevano già visto nel maggio del 45 quello che era successo, la paura era molto alta. Dopo l'attentato, potete immaginare, no? La situazione in quale si potesse vivere in quel momento in quella città. E quindi tutti un affrettarsi. Infatti Meneghini va a un certo punto a Pola per assicurare, dice no, è una notizia infondata, non è che vengono domani. Quando entra in vigore, passerà del tempo, ma non lo so quanto. Vede, uno stato d'animo molto particolare, fasi di depressione dove la gente non ha voglia di far nulla, neanche di mettere le 4 cose in una valigia. E dopo 10 minuti un grande affare a portare tutto in strada e caricare tutto sul primo carretto che passa, capito? Pur di partire. C'è uno stato d'animo convulso e anche di difficile gestione. Però per fortuna c'erano delle figure meravigliose, ho citato prima il vescovo di Parenzo e Pola, Monsignor Adossi, una figura straordinaria. Lui è arrivato a Pola nel 42 in piena guerra, quando l'Istria era retrovia di una zona di guerra e dove già incominciava a girare un'aria pesantissima nella campagna. Lui resta a Pola, però ha tutta la diocesi istriana da gestire, con Santin per l'altra parte e con il vescovo di Fiume per la parte di abbazia e la parte, diciamo, che riguarda più quella provincia. Ha, diciamo, un'altra sede vescovile che è quella di Parenzo, che lui cerca anche di raggiungere e ci va più di qualche volta. Addirittura qualcuno gli aveva anche preparato lo scherzetto, nel senso che, immaginando che potesse arrivare, prendono d'assalto il palazzo vescovile di Parenzo, viene invaso da una turba di fanatici che devastano gli ambienti e incendiano addirittura alcuni locali, buttando tutti i mobili in strada. Per fortuna, Monsignor Adossi quel giorno aveva deciso di andare da un'altra parte. In altre occasioni, quando vogliono visitare anche una piccola parrocchia all'interno della penisola istriana, si trova la strada sbarrata con dei massi e con dei tronchi. Deve scendere dalla macchina, spostare proprio fisicamente gli ostacoli insieme al suo segretario per proseguire. In un'altra occasione viene fermato a un posto di blocco all'interno di un paese, fatto scendere dalla sua vettura, viene perquisita la borsa perché pensano che abbia dentro degli elenchi, dei nominativi, delle lettere, chissà cosa, non sono contenti, lo fanno spogliare dell'abito talare, lo quasi denudano davanti a tutti quanti sulla pubblica via per umiliarlo. E questo uomo tiene duro fino in fondo, sarà uno degli ultimi che lascerà la città. Poi andrà, mi pare, a Spoleto,
come vescovo poi emerito, a Spoleto prima, poi vescovo emerito, ed è un uomo che non ha lasciato quasi nulla di scritto di sé. Non ha trovato forse la forza, lo shock è stato troppo forte per questo uomo, che si è dimostrato di un coraggio straordinario, di dover affrontare la strage di Vergarolla e prima ancora le stragi dell'autunno del 43, quando dal pulpito di Parenzo davanti alle bare disse: sono stato tradito sulla parola. E quando tornò a dire le stesse cose dopo la strage di Vergarolla, accusando il comando britannico di non aver messo in sicurezza quel luogo, di non aver proibito in quella spiaggia un raduno di gente, sapendo che poteva succedere qualcosa di assai grave. Una figura straordinaria. Ecco, capite? Ecco, queste cose qua fanno segno che dobbiamo inevitabilmente stringere, e ci sarebbero altre cose da raccontare. C'è la questione della Pasquinelli del 10 febbraio. Ve lo riservo, se chi avrà il desiderio e la volontà di scorrere qualche pagina di questo volume. Troverà tanti aspetti che forse non erano conosciuti, ma vedete, il compito di chi si occupa di storia non è di andare avanti con le interpretazioni, secondo il mio punto di vista, no, secondo come le carte dicono. E questo è quello che io penso. Secondo le carte e i documenti. Perché se non costruiamo la storia sulle fonti, ce la possiamo raccontare all'infinito, cari amici, all'infinito. E allora le polemiche e l'uso, diciamo, improprio della storia, l'uso, cosa la chiamano l'uso pubblico della storia, quando non diamo sostanza ai fatti. Io sono un laureato in istituzioni medievali e ho una certa scuola di pensiero. Si lavora sulle fonti. Io non posso mai dire: ma quel giorno ad Aquisgrana Carlo Magno incontrò il suo amico e gli disse. Cosa sai cosa gli ha detto quel giorno ad Aquisgrana? Però piace così al pubblico sentire queste frasi, no? Dando vita a un Carlo Magno loquace che da una pacca sulla spalla, andiamo a bere un bicchiere di sidro, vero? Qui che poi ci ragioniamo intorno. No, io devo guardare i documenti e dai documenti ricostruisco. Ecco, io mi fermo e lascio piuttosto a voi uno spazio, seppur ahimè purtroppo limitato, perché qua poi ci butteranno fuori tutti, alle vostre domande. Grazie al professore per questa bellissima relazione. C'è tempo per qualche domanda, fino alle 7 possiamo rimanere. Scusi professore, quante persone e per quali motivi sono rimaste? Quante sono rimaste? Si calcola che siano rimaste circa dai 3 ai 5.000 persone. Non c'è un censimento, abbiamo il censimento di quanti sono partiti, abbiamo gli elenchi completi delle persone che sono partite, dai 3 ai 5.000 sono rimaste. Sono rimaste per motivi legati a aspetti affettivi propri, qualcuno anche per convincimento politico. E il problema era che quando molta gente cominciava ad andare via e gli inglesi avevano praticamente non più vigilato i varchi d'ingresso della città, molti croati cominciavano a entrare in città occupando gli appartamenti di volta in volta vuoti. E questo aveva cominciato a creare delle situazioni piuttosto difficili. Sappiamo anche di qualcuno che era stato mandato in Italia, era finito in campo profughi, questi centri di raccolta, si era trovato così male che poi è rientrato a Pola, un viaggio di ritorno, che poi che fine abbiano fatto, se sono ripartiti, non lo possiamo sapere, non abbiamo elementi di censimento, però dai 3 ai 5.000 si dice che siano rimasti, probabilmente è popolazione che è rimasta per motivi di ordine personale o per convincimento politico. Ecco, questo è l'elemento importante. Se c'è qualcun altro, sono a vostra. Ecco, prego signora. Mi piacciono queste domande, sono interessantissime, perché questo era, diciamo, il proponimento iniziale del governo italiano. Dice: più rimangono e più peso noi avremo nella contrattazione e nella salvaguardia di questo che diventerà una minoranza.
E questo era il ragionamento che faceva Alcide De Gasperi, perché lui, venendo del Trentino, un italiano del Trentino, diceva: noi eravamo in tanti e potevamo avere un peso specifico verso il governo austriaco, ma una cosa era il Parlamento di Vienna con i suoi partiti, anche se litigiosi, e una democrazia, diciamo, occidentale, e un'altra cosa era la Jugoslavia rivoluzionaria, o si stava dentro o si stava fuori dall'ideologia, e questo era difficile. Molta gente è andata via dalla campagna non tanto per un convincimento ideologico in sé, perché certamente ha avuto il suo ruolo, come pure la questione legata all'identità, ma quando ho dovuto fare i conti con dei funzionari politici messi a capo dei consorzi, delle cooperative, di quello che volete voi, totalmente imbecilli, che hanno creato dei problemi enormi. E la gente di campagna che sapeva come le cose funzionano dice: ma come, non si trovano più fertilizzanti, non si trova più questo, no? Dove sono finiti certi documenti? E questi qui, preso il potere, siano limitati a prendere il potere, pensando che l'ideologia risolvesse tutto. Questo è stato anche un profondo senso di disagio. Se fossero rimasti, oggi avremmo una comunità molto più forte, sicuramente, però bisognava, come dire, scendere a patti con un regime politico. Qualcuno lo ha fatto e altri, posso dire la stragrande maggioranza, hanno detto di no. E se lei pensa, signora, che non solo sono andati via italiani o italofoni dall'Istria, ma sono andati via anche popolazioni croate e slovena. Dall'Alto Isonzo, quindi da Gorizia a Caporetto, nel settembre del 47 sono partiti 4.000 sloveni. Sono venuti in Italia, sloveni. Lo Stato jugoslavo li comprendeva, no? Avevano la propria repubblica socialista di Slovenia. Se ne sono andati perché non condividevano quel regime politico e avevano visto un po' troppi sacerdoti ammazzati. E quindi abbiamo deciso di passare a Gorizia prima che venisse rettificato il confine, e l'indomani il primo prefetto che arriva a Gorizia dice: qui abbiamo nelle piazze 4.000 sloveni, non sappiamo dove metterli. Qualcuno si ferma a Gorizia, altri vengono spinti alla fortezza di Palmanova e altri ancora poi vengono mandati sull'Appennino parmense, molti vengono spediti verso la provincia di Milano, molti prenderanno a loro volta la strada per l'emigrazione poi all'estero. 4.000, sono mica questione di poco conto. Quindi capisce che lì c'è la questione, non c'è una questione nazionale, c'è anche una questione ideologica che in qualche misura condiziona le scelte. E poi dico: ma con chi ho a che fare? Alcune comunità sono rimaste compatte. Nell'Istria nord-occidentale, zona B del territorio libero, gli italiani sono rimasti fino al 54, anche se vessati, anche se poi nel 52 gli hanno chiuso le scuole elementari. Nel 54-55 erano rimasti lì, è una comunità forte. Poi a un certo momento si sono trovati nelle condizioni di non poter più reggere in quella realtà. O scendi a patti con un regime politico o te ne vai. E questo è il problema. E un po', vedete, piaccia o no, ma bisogna dirlo, quello che è successo a sloveni e croati dopo il 22-23 con il regime fascista. O scendi a patti e quindi o mi disinteresso completamente di tutto e faccio la mia vita tranquilla che ho sempre fatto, non sto neanche a pensare alla politica, ma se trovi un senso e una condizione di disagio, perché ti chiudono le scuole, ti proibiscono di parlare in chiesa, non si può predicare più nella tua lingua, eccetera, e allora dico, cerco fortuna da un'altra parte. Allora vedete, se noi studiamo queste cose, noi studiamo perché non è cenere fredda, perché dobbiamo, quando mi sono occupato anche di queste questioni, anche col mondo della scuola, sarebbe proprio molto lungo adesso dirvi dove, in che modo e con quale funzione, non è importante farmi pubblicità su questo. Però qua c'è una funzione pedagogica di questa storia, per far capire alle nuove generazioni che quello che vedono sotto i loro occhi oggi è quello che è successo 80 anni fa, che è successo da 80 anni a questa parte, sempre. E che forse anche il ragazzo che arriva dal Maghreb piuttosto che dall'Africa oppure dall'Afghanistan può aver vissuto situazioni del genere. Può aver vissuto situazioni del genere. Noi non possiamo sapere, perché non raccontano, non ci dicono niente. Sono qua e basta. Quando interroghi qualcuno dice: ma quali sono i tuoi genitori, i tuoi nonni, cosa facevano? Non sa. Molti non sanno nemmeno come si chiamavano i nonni. Poveri, no? Dalla misura.
cosa che invece sappiamo che per i profughi damati c'è stata questa forte radice di mantenere il rapporto con la propria storia, la propria famiglia, un culto dei lari, è vero, all'interno della famiglia, il culto dei lari. No? Se io sono qua è perché evidentemente qualcuno prima di me ha fatto una scelta. E soprattutto qual è il problema? Queste iniziative sono servite a una cosa, a togliere il tappo al problema, il problema della memoria. Una generazione che poi sia stata come la mia, o forse leggermente precedente, è cresciuta figli di profughi e non ha mai saputo nulla perché i loro genitori non li hanno voluto gravare del peso di quella scelta o del peso di quella disgrazia che hanno vissuto per davvero. E li hanno fatti crescere in serenità, chiamiamola così. Non gli hanno raccontato niente. Molti mi dicono, nessuno mi ha mai detto nulla in casa, poi ho scoperto, o forse ho sentito bisbigliare qualcosa. Ma perché c'era pudore? Non c'era il talk show dove si poteva andare a urlare, c'era pudore. E forse, e questa è un'altra caratteristica, un'altra qualità dell'Italia di quel tempo che oggi non esiste più. Non so se siete d'accordo con voi, non c'è più pudore. Grazie ancora, chiudiamo qui perché l'ora si è fatta tardi. Grazie.